TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Oggi 28 gennaio 2025 si è tenuto l'incontro in presenza al Mimit con le organizzazioni sindacali, la RSU aziendali, i 3 commissari, con la presenza del ministro Urso. Parliamo ovviamente della questione Speedline. Alla riunione era presente anche l'assessore al lavoro della regione Veneto, Mantovani, supportata all'unità di crisi. Il ministro Urso ha sottolineato la strategicità di Speedline che rientra nel circuito del Made in Italy di eccellenza, confermando l'impegno del Ministero per rilanciarne le attività e collocarne gli asset sul mercato. Il ministro, inoltre, ha dichiarato che i commissari dovranno accertare eventuali profili di responsabilità rispetto alla gestione di Ronald e all'azione di Callista, sottolineando come il governo italiano intenda perseguire tali comportamenti impropri e sottolineando che tale vertenza possa essere d'esempio per chiunque intenda venire in Italia, fondi o soggetti industriali, solo per fare azioni speculative e predatorie. Ancora cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha rintracciato a Verona e condotto in carcere un giovane cittadino straniero indagato nell'ambito di un procedimento penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria veneziana. L'uomo infatti si sarebbe reso protagonista di diversi furti a Mestre, a seguito dei quali era stata comminata dall'autorità giudiziaria la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella città di Verona, con obbligo di permanenza notturna. Le prescrizioni imposte sarebbero state più volte violate dallo stesso, pertanto l'autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti l'aggravamento della misura, ordinando di arrestare l'uomo. All'ordinanza di aggravamento è stata data esecuzione dalla Polizia di Stato a Verona. Il procedimento penale, si legge in una nota, non risulta concluso e la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile. Cambiamo argomento. Tornano le domeniche ecologiche a Chioggia, iniziative che vogliono al tempo stesso sensibilizzare la cittadinanza su un uso più consapevole dei mezzi di trasporto privati e valorizzare la scoperta a piedi dei centri storici delle nostre città. Le prossime domeniche coinvolte saranno 2 febbraio, 16 febbraio, 23 marzo e 6 aprile, giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, ma non solo. Come dice Mauro Armelao, sindaco di Chioggia, quest'anno abbiamo pensato di approfittare delle domeniche ecologiche per organizzare alcune iniziative del centro storico. Approfittando della pedonalizzazione in corso del popolo, come avviene il giovedì mattina per il mercato settimanale, abbiamo previsto per il 2 febbraio e il 23 marzo i mercatini di officine creative. Il 16 febbraio ritorna Mi illumino di meno, l'iniziativa che invita tutti, enti pubblici e privati cittadini, a spegnere le luci per un giorno per un reale segnale sul risparmio energetico. E poi il 6 aprile è in programma Chioggia in Fiore, la Kermesse Confesercenti. Cambiamo argomento. Tra Giacomo Casanova e San Valentino, Venezia, la città dell'amore per eccellenza, si appresta a festeggiare il carnevale, aprendo le danze nel giorno di San Valentino con una serata indimenticabile, ispirandosi alla figura leggendaria di Giacomo Casanova, simbolo di passione e seduzione. Venerdì 14 febbraio dalle ore 18:30 sul palco di Piazza San Marco, il Carnevale di Venezia accenderà i riflettori sulla notte di San Valentino, cuore a cuore, un'iniziativa dedicata a tutti gli innamorati di ogni età tra gag, rocambolesco romanticismo, performance di balli storici, musica e danze. A condurre saranno Marco Maccarini e Chiara Perale, con l'intrusione dell'eclettico principe Maurice nei panni di un sofisticato Casanova e di un improbabile Valentino interpretato dal giullare Manuel Bruttomesso, noto anche come Nespolo Giullare. Durante la serata gli innamorati potranno cimentarsi in romantiche dichiarazioni d'amore dal palco di San Marco grazie all'iniziativa Urla il tuo amore. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.